Pensiero del giorno, martedì 12 novembre. Favorire la comunione. Il cristiano è chiamato a vivere la vita, a nuotare nella luce, a tuffarsi nelle croci, ma non ne languire. Invece la nostra vita a volte è spenta, la nostra intelligenza è offuscata, la nostra volontà è indecisa, perché cresciuti in questo mondo ci siamo abituati a vivere una vita individualista che è in contraddizione con la vita cristiana. Cristo è amore e il cristiano non può che essere amore. L'amore genera comunione. La comunione come base e culmine della vita cristiana. In questa comunione l'uomo non va più da solo verso Dio, ma cammina in compagnia. Questo è di una bellezza incomparabile, tanto da far ripetere alla nostra anima il versetto della scrittura. Quanto è bello e piacevole quando i fratelli vivono insieme. Salmo 133, 1. Ma la comunione fraterna non è un'estasi beatifica, bensì una conquista perenne, il cui risultato continuo non è solo quello di mantenere la comunione, ma di diffonderla tra molti. Perché la comunione di cui parliamo è amore, è carità, e la carità si diffonde per sua natura. Chiara Lubich, La dottrina spirituale. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.